Rieccoci a Primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, siamo in rigorosa diretta perché sono le 21:35, minuto più, minuto meno, ospite il futuro candidato, anzi non il futuro, candidato governatore alla presidenza della Regione Veneto Arturo Lorenzoni, che ovviamente lo ringraziamo di averlo nostro ospite, ovviamente poi noi avremo anche tutte le altre parti come giusto sia. Allora ci sono 4 sms, però prima vado da Dennis, se ha delle novità per quanto riguarda il web, redazione o tant'altro. Dennis? No, solo per insomma confermare che arrivano importanti spunti di riflessione per Arturo Lorenzoni, quindi i nostri telespettatori stanno apprezzando questa telefonata. Qualcuno ci chiede anche, Giorgio, e credo che insomma sia giusto farlo, anche se ovviamente è un po' fuori da quello che è il nostro bacino geografico, però insomma ci chiedono di manifestare insomma la vicinanza alla popolazione palermitana. Come sapete, il grave nubifragio che ha colpito la città, tra l'altro 2 persone hanno anche perso la vita in un'auto sommersa, quindi non so se anche da parte vostra c'è insomma avete piacere insomma ricordare questo fatto e mandare ovviamente un in bocca al lupo a tutta la popolazione di Palermo. È doveroso mandare un in bocca al lupo alla popolazione di Palermo e nel ricordare che poi ha citato pochi minuti fa proprio l'ambiente, e qui sotto il profilo idraulico il Veneto ha necessità sicuramente di essere salvaguardato, e poi era uno dei temi che parlerò, però ovviamente siamo vicini alla popolazione di Palermo, anche perché è un'isola davvero straordinaria sotto tutti i punti di vista. Peccato che ci sia un po' di mafia che arriva, che c'è dappertutto, però è una parentesi che non toglie la bellezza della città stessa, e credo sia d'accordo anche lei, Arturo. Assolutamente, io ho una simpatia e un'ammirazione per i siciliani che è gigantesca. Che mi nasce da un collega che mi ha fatto fare tutta una serie di paralleli tra i veneti e i siciliani, e devo dire che è stata dura. Nella letteratura, nella scienza, nell'economia c'è tutta una serie di siciliani che sono ai primi posti. È vero. Allora andiamo a vedere i messaggi, ne leggiamo uno alla volta, così poi Arturo Lorenzoni darà delle risposte. Spero che non faccia l'errore di fermare il 5G, gli altri paesi vanno avanti e noi rimaniamo indietro. Ovviamente il 5G è ovviamente la nuova tecnologia dove dovrebbe essere tutto telematico, come diceva prima il governatore, quindi questo telespettatore dice di continuare sotto questo profilo. Ma su questo tema io sono d'accordo. Abbiamo interpellato i colleghi dell'Università di Padova che lavorano sulla tecnologia, e devo dire che è stato molto rassicurante l'incontro che ho avuto, perché tutto sommato non ha granché di diverso dal 4G, tecnologia con cui stiamo convivendo da tempo. Qualcosina ce l'ha di diverso. No, in termini emissivi, certo. Di intensità e di, diciamo così, intensità di campo, sembra che anzi il 5G modula molto di più, per cui... Però anche lì c'è chi non lo vuole, ovviamente c'è una ci avevano detto anche che il virus veniva col 5G, cioè ci hanno detto delle cose abbastanza curiose, ma non dobbiamo abboccare a tutti gli anni. Fermarci su questo. Andiamo nel messaggio che segue, vediamo. Allora, mi scusi Lorenzoni, ma come fa a essere colpa del governatore se i giovani scappano? Una regione da sola non fa nulla, ci vuole un piano nazionale dalla scuola all'università e fino al lavoro. No, la formazione è uno degli aspetti, ma non è solo. Come dicevo, una regione è attrattiva se ha un insieme di cose. Se i trasporti funzionano, se si riesce a creare un ambiente, noi economisti le chiamiamo esternalità positive che esistono, e 10 anni di governo della regione creano queste esternalità positive o non le creano. In questo senso io credo che il Veneto, che non ha investito... È cambiato anche il mondo, Lorenzoni. È cambiato anche in Lombardia, è cambiato anche in Emilia. Ma anche lì in effetti è cambiato anche lì, perché è arrivato l'e-commerce, molte attività di commercio sono sparite, i grandi centri commerciali stanno sparendo, è cambiata un po' tutta la storia del mondo con l'e-commerce, quindi anche lì insomma... Ma le imprese dobbiamo tenerle nel nostro territorio, e per tenere le imprese dobbiamo dare dei servizi. E che servizi ha dato la Regione Veneto? Io penso ai distretti della meccanica dell'Emilia Romagna, dove riescono veramente a fare squadra. Qui da noi, no? Io lo cito sempre l'esempio, ma per me è paradossale che il concorrente della Fiera di Padova sia la Fiera di Verona. Non può essere. Questo ci indebolisce e ci impoverisce. In questo senso io credo che il governo della Regione debba fare regia, perché se
il governo di Padova e il governo di Verona si devono trovare, è difficile, ma se c'è qualcuno che sta sopra e che ci aiuta a dialogare, il vantaggio c'è per tutti. Lei sa benissimo che le fiere sono tutte in perdita e nel Veneto ogni città ha la propria fiera, bisognerebbe farne una in regione. Certo. Parliamo dei porti se vuole e degli interporti, o parliamo di altri ambiti. Le grandi navi, ne ho poi domande da fare, non si preoccupi. Andiamo nel terzo messaggio. Venezia si desertifica e i turisti la distruggono. Visto che nessuno fino ad ora ha fatto nulla, non crede sia ora di occuparsene? Questo è un tema interessantissimo. La monocultura del turismo di massa ha veramente, come dice l'ascoltatore, impoverito la città. E qui però bisogna avere coraggio di portare Venezia al livello che è. Cioè bisogna investire sulla cultura, ma non una cultura di massa, una cultura vera. Faccio un esempio. Le faccio un esempio. Ci sono delle mostre legate all'arte veneta, legate alla cultura veneta, che possiamo fare solo a Venezia, in nessun altro posto del mondo. Se noi facciamo una mostra degli impressionisti, la possiamo fare a Venezia. Però la desertificazione è legato a questo. È legato a questo. Alla cultura, insomma, non assolutamente credo, sì. Venezia è una città che deve puntare in alto, che deve puntare ad avere una convegnistica di livello mondiale, non limitarsi, come si dice, no, alle perline di vetro che sono fatte in Cina e sono vendute nelle cali di Venezia. Cioè Venezia deve fare squadra e avere un programma elevato, alto. Questo il Veneto deve avere. Io le faccio un esempio. Lo slogan che ha adottato l'amministrazione della Lega, The Land of Venice, per il Veneto, è appiattire il Veneto su Venezia. Che vuol dire? The Land of Venice, la terra di Venezia. E perché non si dice in italiano? No, perché il nostro target sarebbe portare i cinesi e portare gli stranieri. Però io apprezzo, nella mia redazione ho detto si parla italiano, l'inglese togliamolo, perché noi abbiamo fatto lockdown, sa che... No, ma io sono d'accordo con lei, preferirei il dialetto, però hanno scelto l'inglese. Dialetto, io dico l'italiano, mica il dialetto. Lockdown, siamo stati i primi nel mondo a chiudere, e invece che dire abbiamo chiuso le attività qui, lockdown, cioè tutte le parole arrivano no, infatti io la chiamo la quarantena. Lavoro. Lei ha detto giustamente prima il telelavoro, perché è la definizione corretta in italiano, e qui parlano tutti l'inglese, quindi mi dà un po' fastidio, l'ho detto così una battuta. Però mi lasci tornare a questo appiattimento, no? Che c'è stato nel Veneto. Il Veneto è una terra ricchissima di diversità, ma dobbiamo enfatizzarle e valorizzarle in tutti i campi. Parlando di Venezia, e Venezia è il caso più forte in cui si è andato sulla monocultura turistica. Invece va sostenuto, ma c'è un'industria della cultura, c'è un'industria dell'arte, c'è un'industria dell'ospitalità che va sostenuta nella sua diversità, non appiattendola su... L'altro messaggio, le murine finte, che per me è una cosa che nel punto abbiamo tutti i punti. Nell'altro messaggio, non so se è il terzo o l'ultimo di questa serie, perché ha lasciato Padova dopo soli 2 anni, lasciare un lavoro a metà non è mai bello. Allora, prego, continui pure. No, devo dire che sono 3 anni, sono già più di 3 anni di amministrazione a Padova, e è vero che non è bello lasciare un lavoro a metà, ma io ritengo di non lasciarlo a metà, nel senso che dopo 3 anni il lavoro è stato impostato in maniera solida e lo lascio nelle mani di una squadra che sicuramente continuerà. Chi farà il vice sindaco? Questa è una scelta di Sergio Giordani, però mi lasci finire la risposta. Quanto bugiardi siete? Adesso no, mi interrompo, poi la lascio finire, adesso è arrivato su una domanda, dunque è giusto che le faccia la domanda. Chi sarà il vice sindaco? La Benciolini, la Piva? Chi? Deve chiederlo a Sergio Giordani. Lo chiedo, sarà uno della sua parte politica, sarà un esterno, insomma qualcosa mi dirà, no? Se lei va via qualcosa mi dirà, secondo lei chi potrà essere? No, non lo so. Che bugiardo? Perché è così bugiardo? Non sono bugiardo. E lo sa perché non me lo dice? Perché all'interno di quella posizione c'è una battaglia all'interno dell'amministrazione padovana, ed è proprio questo, e il nome non viene fuori, perché lì all'interno ci sono delle varie partite che indubbiamente la coperta è corta, nel senso che le richieste dei gruppi politici sono maggiori rispetto alle posizioni. Quindi è per questo, ma lì Sergio Giordani saprà, diciamo così, risolvere la cosa con la sua consueta capacità di mediare. Diplomazia.
sì, diplomazia, chiamiamola capacità. così. Però lei non può darmi una dritta, No, non potrei mai dare delle dritte al posto di però Sergio io gliela Giordani. devo chiedere. Lei me le chiede e io le rispondo. E lei mi risponde, però mamma mia così ho una storia. Però il fatto che non venga scelto rapidamente mi dà l'impressione che all'interno ci sia un po' di baruffe. No, magari domani sceglie. Ah, domani sceglie. No, va non lo bene. so, dico, potrebbe No, essere. se lei me lo dice, ma domani staremo molto attenti perché domani, lei tra l'altro domani è una conferenza, giusto domani mattina, Sì. quindi vede che sono informato. Non so, era l'ultimo messaggio, chiedo No, alla regia torno, perché... ecco, era perché lascia il lavoro a metà. Ecco, dico, non è lasciare il lavoro a metà, nel senso che continuerà, ma quello che per me è importante, questo ruolo che assumo in Regione è un modo per consolidare il percorso che ho fatto e che ha fatto anche Sergio Giordani da civico a Padova. E quindi, diciamo così, allargare il raggio dell'azione che abbiamo compiuto e se riusciamo a fare un buon risultato, io credo diventa un elemento Cosa vuol dire forte un buon risultato, Lorenzoni? vincere. In secondo luogo, perdere lasciando il campo con la testa alta. Cosa intende allora? Facciamo il primo vincere e non c'è dubbio perché vincere è vincere. Perdere la testa alta, secondo lei cosa vorrebbe Avere dire? qualche voto meno di Luca Zaia. Però essere lì vicino, però è sempre perso poi. Sì, però Perché io devo vincere dire... è bello quello che dice, è vincere, però perdere che lei prenda il 20, che prenda l'ultima volta la Moretti ha preso il 21-22 se non erro, se lei prende che il 25 sicuramente sarà motivo d'orgoglio, però alla fine ha preso il No, no, 25, capito? voglio dire, c'è modo e modo di perdere e io credo che anche partite in cui si perde si può uscire appunto con la testa alta. Io credo, non metto limite a dove possiamo arrivare perché è difficile capirlo, non abbiamo ancora definito tutto il perimetro della nostra alleanza e quindi non sappiamo neanche la forza, Certo, sì, ogni modo, quindi se nelle adesso io battaglie- dicessi 37, 41, No, 28, giusto, no, io le ho non lo chiesto so. una domanda perché Però ho fatto le per due me è ipotesi. importante giocare la partita e comunicare a tutti i cittadini del Veneto che un governo diverso della regione è possibile e anzi è desiderabile perché, come osservava anche lei prima, insomma non è che abbiamo corso tanto negli ultimi anni. Bene, allora iniziamo, poi è chiaro che una battaglia c'è chi perde, c'è chi vince, cioè una battaglia è composta purtroppo da entrambe le cose. E senti, iniziamo a parlare della sanità. La sanità nel Veneto è stata rivoluzionata da questa amministrazione veneta, sono stati ridotti i costi, ora per via del Covid dovranno avere dei nuovi investimenti, ci sono i soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa, ci sono tante belle cose da raccontarci. Ecco, lei ha dei progetti per quanto riguarda la sanità oppure prosegue, se dovesse vincere, come sta facendo ora il governatore Luca Zaia? Ma no, la linea presa dall'amministrazione Zaia secondo me è una linea pericolosissima perché adesso si finge di no, ma c'era il modello lombardo fino a gennaio scorso, cioè l'idea di un ruolo sempre maggiore della sanità privata e lo abbiamo visto con un ribilanciamento dei posti letto negli ultimi anni. Ecco, non credo sia una linea vincente, nel senso che abbiamo una sanità pubblica che bisogna dire la verità, è straordinariamente qualificata a livello internazionale e quella va salvaguardata. E quindi dobbiamo tutelare la sanità pubblica e dobbiamo tutelare la medicina del territorio. Quindi cosa farebbe di diverso? Ma andrei a potenziare la presenza, per esempio, dei presidi sul territorio. Si stanno abbandonando intere aree del Veneto. Mi dicevano in Comelico, in tutto il Comelico non c'è un pediatra. Ma come fa una persona a vivere in Comelico pensando di avere dei figli che non c'è un pediatra? Lei si prenderebbe il rischio? Queste sono le ragioni per cui si spopola per esempio la nostra regione. Ma lei è d'accordo che ci siano tanti ospedali vicino? Faccio un esempio, in un territorio tra Padova, Mestre, Venezia, se lei prende Pieve di Sacco, Campo San Piero, Monselice, ci sono molti ospedali con investimenti importanti. Lei è d'accordo che ci siano tanti ospedali come ci sono attualmente o ridurrebbe il numero degli ospedali e li centralizzerebbe in una grande città, Padova per esempio, prenderebbe Piove, Campo San Piero, oppure farebbe come sono attualmente? Ma dobbiamo entrare un po' nello specifico e capire perché gli ospedali, cioè ci sono delle funzioni che è bene che siano accentrate, penso ai trapianti, voglio dire, pensare di avere un elevato livello di qualità nei trapianti in 10 ospedali del Veneto è veramente difficile, per cui sono funzioni che necessariamente vanno centralizzate, ma poi c'è una medicina del quotidiano, dei non acuti, che deve rimanere sul territorio. Una persona che deve fare la riabilitazione piuttosto che la visita, piuttosto che la diagnostica, non deve fare 60 chilometri. Una persona anziana deve avere vicino a casa i servizi.
Ma c'era inizialmente nelle schede della regione tutto il potenziamento della medicina del territorio, ma poi non si è mai fatto e le persone se ne accorgono. Nella Bassa Padovana, l'ospedale Schiavonia nuovo, che nasce con 400 rotti posti letto, poi vengono ridotti, oggi mi pare siano 170 i posti letto attivi. Quindi con un drenaggio delle funzioni che il territorio soffre. Questo è stato fatto ma questo è lo stesso a Villafranca. per evitare lo stesso... per evitare i costi, no? Sì, ma l'obiettivo letto... non è tenere il bilancio a posto, l'obiettivo è tenere i veneti in salute. Allora dobbiamo chiarire qual è l'obiettivo che ci poniamo. È tenere i conti a posto o è fare le persone... Bisognerebbe fare entrambe le cose. Certo, però non dobbiamo spostarci verso solo l'obiettivo economico. E quando privatizziamo la sanità, l'obiettivo diventa il profitto, non diventa più la salute delle persone. Li chiamano clienti, non li chiamano pazienti, se le è capitato in alcune strutture. Questo a me fa venire la pelle d'oca. Se sto poco bene, sono un paziente, non sono un cliente. Non seguiamo modelli di altri paesi che se non hai la carta di credito, anche se stai sanguinando, non ti curano. È pericoloso quel modello lì. Questo virus ha fatto cambiare idea anche al governatore, certo. allo Stato centrale anche, perché è sempre stato centrale a dare le input inizialmente per diminuire i costi. Ecco, invece adesso sembra l'approccio del ministro Speranza è diverso dall'approccio che c'era nel Veneto. Però inizialmente la strategia è partita da Roma, non è partita dal governatore Zaia, cioè da Roma ha detto bisogna ridurre i costi della sanità perché tutti hanno dei costi altissimi. Ora, dopo questo virus, c'è chi dice ovviamente bisogna, giustamente come ha fatto il ragionamento lei, bisogna investire nella sanità, prendere nuovi medici, nuovi infermieri, insomma lavorarci dietro, creare nuove strutture, insomma è cambiata la mentalità, prima bisogna essere vicini al dramma per poi cambiare il pensiero. Ecco, nella sua strategia invece è quella di dire no, io voglio curare la sanità in modo tale che nessun veneto, in questo caso se diventerà Presidente della Regione Veneto, abbia da lamentarsi, mi sembra di aver capito questo come concetto. No, senta dei servizi vicini, voglio dire, a ciascuno di noi è capitato di chiamare il centro di prenotazione e di sentirsi dire venga tra 7, 8, 10 mesi. A chi non è capitato di chiedere una visita e di ricevere l'appuntamento? Però se viene privatamente in 2 settimane lo può fare. Questo è un modello che non può rimanere. È veramente grave e preferisco curare un soggetto che mi viene da un'altra regione perché così ho un introito piuttosto che curare un veneto con cui ovviamente ce l'ho a carico perché è uno dei cittadini. Quindi lei rivoluzionerebbe è stato fatto un approccio da impresa, non da servizio pubblico. Ho capito. La sanità è un servizio pubblico, lo dobbiamo tutelare come tale. Quindi lei rivoluziona tutto per quanto riguarda la sanità in Veneto? Certo, mantenendo per esempio quella grandissima qualità che abbiamo nei nostri poli degli acuti, che diventa un elemento, diciamo così, di entrata economica per il nostro sistema sanitario. È forte il flusso di cassa che viene curando i malati di altre regioni, quello è importante, ma non posso subordinare la salute dei veneti ai conti che mi vengono dal fatto che mi convenga curare un cittadino banalmente di Ferrara a pochi chilometri dal Veneto, ma in quel caso lì, ma lei lo sa che, voglio dire, il cittadino veneto va a curarsi a Ferrara, il cittadino Ferrara va a curarsi in Veneto, così c'è lo scambio dei flussi di cassa nella sanità. Cioè, queste sono cose che non dobbiamo accettare. Ecco, c'è una carenza anche di dottori, di medici e una carenza di infermiere. Come supplisce questa carenza Lorenzoni? Qui guardi, quando io dovevo scegliere il percorso universitario, io ricordo, medicina mi piaceva, sentivo una sintonia con... Però dicevano i medici poi ce n'è troppi, non ci sarà mai lavoro, per cui ho detto faccio l'ingegnere che in qualche maniera poi ce la caviamo. E in realtà poi da quando io finì il mio percorso universitario c'è sempre stata più carenza di medici. Tutti gli amici che hanno studiato medicina hanno trovato lavoro fino alla carenza veramente profonda di questi giorni. C'è stato fatto un errore di programmazione. Quindi lei cosa farebbe? Ma già adesso c'è stata una risposta forte. All'Università di Padova sono aumentati del 50% i posti nel corso di studio di medicina, ecco, ma va potenziato. Prima della pubblicità l'Europa dice io vi do 35 miliardi di euro, non vorrei sbagliare le cifre qui ormai, certo, ci riempiamo la bocca con tutti ciò, però l'importante è che li investiate tutti in sanità, lei li prenderebbe subito questi soldi? Ma assolutamente, ma ce li danno delle condizioni che voglio dire... non è che poi pagheremo dazio?
Ma io non credo, su questo c'è lo spazio, voglio dire, c'è una disponibilità da parte dell'Europa che non dobbiamo fare populismi, andare a dire ma la troica qua e là, ma ci stanno comprando 250 miliardi di euro all'anno di debito pubblico a delle condizioni veramente da saldi. Ma quando mai un aiuto così può venire migliore di questo? Lo stesso i fondi messi a disposizione, il Recovery Fund, chiamiamolo. Quindi lei li prenderebbe questi soldi Ma li prenderei ovviamente assolutamente. investirebbe in sanità come vuole l'Europa, insomma. Investirei in sanità, assolutamente sì, perché abbiamo bisogno di far crescere proprio la sanità del territorio, anche i poli degli acuti. Se Ecco, viene però qualcosa leggevo per proprio sul l'ospedale di giornale Padova, che per esempio all'università all'iscrizione di medicina sono aumentati i costi. Se vuoi nuovi medici devi diminuirli, invece sono aumentati. Questo cosa vuol dire le secondo tasse me? universitarie si Sì. riferisce? Evidentemente tenere bilanciati i costi di gestione della struttura. Quest'anno medicina a Padova ha il 50% in più di iscritti, evidentemente devono allargare i laboratori e adesso non Ho lo so, non ho anticipato seguito la questo cosa. discorso perché andiamo in pubblicità, rientro parleremo di scuola perché c'è una carenza di insegnanti, mi sembra da non sottovalutare. Tra poco.